Paese del centro della Sardegna, invece siamo al centro del mondo, ci troviamo all'esposizione internazionale di Milano, l'Expo. Di là c'è il padiglione dell'Islanda, dell'Iran, della Francia, della Colombia, dell'Azerbaigian, giusto per fare qualche nome. E poi qua dietro di noi è l'Albero della Vita e il padiglione Italia. E l'Italia questa settimana e anche la prossima ha deciso di dedicare ampio spazio alla Sardegna e alle sue tradizioni. E così il cantatenore e così il ballo sardo, c'è tantissima gente affascinata da queste esibizioni. Per moltissimi ovviamente sono completamente inedite e per l'occasione la Sardegna ha proprio l'occasione di raccontarsi in un modo completamente diverso, non più soltanto le spiagge da Quartolina che conoscono quasi tutti, ma appunto una tradizione di saper fare e di saper raccontare e di saper gustare anche con i prodotti tipici. E per questo pranzi e cene con il casumarzu, con la frue, con il porcetto tanto conteso, con l'agroalimentare e anche il vino. E dall'Expo di Milano è tutto. E ora la politica è un ribaltone dei più clamorosi, quello al comune di